Amici di Fanner, appassionati di calcio a 5, benvenuti al centro sportivo Monterosi. Oggi vi raccontiamo la 15ª gara del campionato di Serie C2. Si scontrano la Virtus Monterosi, squadra di casa, contro la Lusitana. Adesso ho svolto un minuto di raccoglimento per le vittime in Abruzzo del hotel Rigopiano. Tutto pronto, quindi tra poco il calcio d'inizio. Batterà la Virtus Monterosi che attacca da destra verso sinistra, il completo bianco-rosso contro la Lusitana in completo totalmente viola. Comincia il match, iniziano quelli della Virtus. Primo giro palla, adesso per Tudosa, in mezzo al campo numero 6, passaggio per numero 10 Rufini, rimessa dal fondo, batterà Cagliazzi, corta per Magrini. È duro, la dà Magrini, ancora Magrini, allarga la palla sulla sinistra, centralmente per il capitano Losito, taglia mezzo al campo Duro, ma la palla è taglia, ancora la palla per Duro, esce il portiere della Virtus, Fantini. Magrini, ancora il giro palla verso Duro, lancio di prima di Duro per Magrini, perde poi il numero 6, riconquista Losita, adesso il capitano in difficoltà, ne esce molto bene, taglia in mezzo al campo Magrini, per Duro che prova col sinistro una conclusione deviata. Primo calcio d'angolo dell'incontro per la Lusitana. Batte corto, intercetta il numero 6 a Carbone, ora Cagliazzi, Fernandez per Magrini, Duro, ora Losito, Duro per Losito, Fernandez arriva prima in anticipo sulla palla, non c'è fallo, ricomincia l'azione adesso la Virtus. Numero 9 Gomez, il tiro di Gomez, para Cagliazzi in due tempi, ora Magrini, Losito sul secondo palo, cerca Fernandez, deviazione, altro calcio d'angolo.
Riforma lo schema Fernandez per Magrini, cambio di campo, il tiro di Duro che finisce alle stelle. Giro palla adesso numero 3, centralmente cerca lo scambio con il pivot, il numero 6 allarga l'altro lato del campo, ancora il numero 6 verso destra, la conclusione deviata, rimessa laterale per la Lusitana perché ha toccato per ultimo uno dei bianchi. Ancora Losito cerca lo scambio con Fernandez, cambia gioco Fernandez per Duro che sterza, prova al sinistro, la deviazione para il portiere facilmente. Gomez, lato opposto, con la suola dietro, adesso finisce ancora Gomez. Cambio di gioco per la palla del numero 3 che prova la conclusione, farà Cagliazzi. Il tiro di prima potente che finisce anche questo alle stelle. Cagliazzi per Magrini, Losito, ora Magrini per Duro, Magrini centrale, perde la palla, ha provato l'imbucata Magrini, forse ha commesso anche fallo. Duro pressato, la scarica all'Osito in parallela verso Fernandez, a tempo di girarsi Fernandez, il primo tiro pericoloso sui piedi di Fernandez. Gomez cerca lo scambio sulla parallela, intercetta Magrini. Ancora Gomez murato, si butta a terra il numero 9, ma non c'è assolutamente fallo. Devi giocare! Parallela per Fernandez, si gira bene il numero 5, la parata del numero 1 Fantini. Oh! La devi mettere in mezzo, qua! Calcio di punizione, batte Losito per Magrini, all'indietro adesso per Duro. Con calma Duro si gira, scarica per Fernandez. Giro palla verso Losito. Ora Magrini. Duro per Fernandez, ancora Duro. Lancio dal lato opposto del campo per Magrini, contiene bene, alza la testa, non trova nessuno, quindi scarica per Duro. Lato opposto per Losito, prova a superare Gomez, non ci riesce. Il numero 1 Fantini riprende l'azione, contropiede adesso della Virtus, il numero 3 sterza, la scarica dietro. Carbone, ancora Gomez, prova il tiro Gomez, il palo clamoroso del numero 9. Fernandez scarica per Losito. Cercando Fernandez.
Numero 9 scarica. Ora il pivot a sua volta gira dietro non trovando nessuno. Passaggio di Tudosa fuori misura. Centralmente per Fernandez, lascia scorrere la puntata di Magrini. Buona l'intenzione, lo scambio tra Magrini e Fernandez. Non puoi fare una cosa del genere. Vai, ecco. Dentro l'area Fernandez, può girarsi, viene messo giù senza fallo secondo l'arbitro. Gomez fermato anche qui, non c'è fallo per l'arbitro. Sul secondo palo intercetta Fantini, c'era solo Fernandez. Stiamo a giocare. Stiamo a giocare. Devo fare solo questo. Il numero 9 Gomez, parallela per Tudosa. Si gira e scarica dietro a Carbone. Gira ancora palla, Tudosa. Stoppa, cambia gioco, messo giù da Fernandez. Calcio di punizione fischiato dall'arbitro. A Carbone il numero 6 con il destro potente murato da Fernandez. Carbone lato destro, ancora Carbone, alza la testa per Gomez, parallela Tudosa, prova a superare l'uomo, alla fine torna dietro Tudosa per Carbone, ora Gomez, spalle alla porta Gomez, deve fare uscire questa palla, non ci riesce, rimessa viola. Ricomincia Fantini per Carbone, Gomez, Tudosa pressato da Fernandez, forse con un fallo, la perde poi Tudosa malamente, è entrato adesso il numero 10 e Barba. Buono il pressing adesso della Lusitana. Virtus adesso gira palla verso Gomez. Tudosa per Carbone. Tudosa numero 3, scarica dietro, Carbone, intercetta la palla, il numero 10 Barba, doppio passo bellissimo di Barba, messo giù poi in extremis, grande azione però del numero 10. Rosito per Magrini, torna dietro con calma, Rosito, giro palla verso Barba. Punta all'uomo Barba, sterza e torna dietro. Perde palla poi il numero 10 ingenuamente, è l'altro numero 10 che l'ha scippata, poi Barba ritorna sulla sfera quantomeno. Riconquista la sfera per i suoi. Numero
10, prova la conclusione, deviata da Barba. La palla però è per i viola, Losito per Magrini. Però Losito. Barba parallela per Magrini, fermato da Tudosa. Rimossa viola. Distanza, grazie, non lo devo dire, distanza. Numero 6, prova la puntata. Murato. Ancora Magrini. Scarica e taglia. Losito cercava proprio il numero 6. Non si capiscono i due. Tudosa. Lato opposto del campo per Carbone, per Gomez, punta l'uomo Gomez, poi la palla rimane lì, la perde Gomez, arriva sulla sfera in extremis, poi Carbone, numero 6, prova la conclusione, Murato dall'altro numero 6, Magrini. Partita che si sta accendendo adesso in questi minuti, i ritmi piano piano si alzano. Tudosa per Gomez, che prova la conclusione, Murato da Fernandez. Ancora Gomez, la conclusione, Cagliazzi con un po' di difficoltà allontana la palla. Gomez, Murato. Ancora Gomez col sinistro, nuovamente Murato da Fernandez. Riparte adesso in contropiede la Lositana con Losito che punta l'uomo, viene messo giù da Tudosa, senza fallo per l'arbitro che non fischia quasi mai. Fernandez sta incattivendo la partita perché l'arbitro non fischia mai. Di punizione quindi della Lositana sulla tre quarti avversaria. Parte Tagliaboschi, forte con il destro, Murato, rimessa laterale sempre per i viola. Barba, pallone che arriva al pivot, cerca di girarsi, fallo del numero 9, Fonti. Guarda qui, laterale bianco, grazie. Parte Gomez per Carbone. Carbone per Gomez. Ancora Carbone per Tudosa. Cambio di gioco, c'è Gomez. Sempre col mancino, parallela per Tudosa. Passaggio di Magrini verso Tagliaboschi.
da Magrini, gira palla verso Barba, deviazione sul passaggio di Fonti, batte Fernandez di prima, controfallo fischiato dall'arbitro. Ora Gomez, Tudosa, non c'è nessuno in quella zona di campo rimessa per la Losghitano. Magrini supera l'uomo, supera Tudosa, forse subisce fallo, c'è un doppio fallo per la Lusitana. Batte Magrini, corta, taglia Boschi, ora Fonti, mezza al campo, lato opposto, ha cercato Barba con un passaggio troppo forte. Gomez in mezzo al campo, Tudosa, Carbone, lato opposto, cerca Gomez, 1-2 che riesce bene, il tiro, la parata di Cagliazzi, altra ottima occasione della Virtus a Monterosi. Schema che riesce bene, deviazione, altro calcio d'angolo. Corto per Carbone che prova il destro potente, troppo alto. Verso Fonti, fa sportellate, interviene Gomez, poi taglia Boschi, gliela sradica. Cagliazzi alza la palla verso l'altro portiere, Fantini. Carbone per Gomez, ci arriva Tudosa, esce bene, conquista la rimessa, ripiegato su di lui, taglia Boschi. Per Gomez il passaggio, la conclusione diretta, respinta. Carbone, Tudosa, scarica dietro verso Fantini, scucchiaia in avanti Fantini verso Gomez, mette dentro Gomez, fermato con un fallo secondo l'arbitro da Tagliaboschi. Quanti falli loro, signore? Guardiamo i falli, grazie. 2-2 signori, 2-2. No, aspetta. Fischia lei, arbitro. Quando dico io, attenzione arbitro. Fischia lei, arbitro. Dico io. Guardati destra, destra. Aspetta, destra, vieni porta. Per il numero 9 Gomez esce Cagliazzi, coraggioso. L'ho spiegato 10 volte. E esce, non passa la palla. Esci Simone! Stringi Andrea! Buono, ancora
ancora per Gomez. Altro passaggio sulla destra. Ancora Gomez. La conclusione, la respinta di Magrini. Contropiede, la perde poi Fonti, commette anche fallo. Battibecco tra il numero 8 e il numero 9. Marco, fermo là, fermo là. Stai fermo lì, dove stavo? Ok, perfetto, si modifica. Marco, stai lì! Marco, gioca! E si bravo! Scegli un po', vieni porta! Parte il numero 8 Luberti, la conclusione forte, Cagliazzi respinge, la palla stava quasi per entrare, messo giù con un fallo. Partita che si sta innervosendo, la palla rimane lì, Tudosa, incredibile cosa sbaglia il numero 3. Ancora Tudosa con la punta, si erano addormentati quelli della Lusitana. Partita che non si sblocca dallo 0-0. Gomez ha respinta anche questa. Calcio d'angolo perché l'ha toccata Cagliazzi. Parte Cagliazzi con le mani verso il numero 9, non riesce a tenerla in campo. Perde Gomez, Tagliaboschi comincia il giro palla per la Lusitana, contropiede De Viola con Magrini, lato opposto, non riescono a chiudere l'azione gli ospiti. Time out. Fernandez cambia lato, numero 8 Losito prova la conclusione bassa che para Fantini. Fallo che sembrava netto di Losito, contropiede. Deficiente! Perché non fischi? Buona spinta che gli ha dato! Basta scherzare. Signori, si gioca un minuto. Palla che viene restituita dopo che il gioco è stato interrotto.
parallela per Fernandez, esce Fantini, palla che finisce a Cagliazzi. Fernandez, Losito, Verduro, lato destro, numero 8, scarica in mezzo al campo. Losito per Fernandez che prova la conclusione, la parata di Fantini anche sul tap-in, non riescono a segnare quelli della Lusitana. Finisce qui il primo tempo, 0-0.